Mister, è una partita complicata, avete cercato la vittoria, però insomma il Muravera alla fine ha meritato questo pareggio. Beh, diciamo che se il Muravera vinceva non ha rubato niente. Bisogna essere sempre sinceri nella vita. È un passo no indietro, una squadra bruttissima in campo, una squadra senza cuore, una squadra senza anima. Siccome io sono l'allenatore ed è giusto che quando uno prenda applausi ma si deve anche assumere delle responsabilità, io ho rimesso il mio mandato in mano della società e del presidente perché noi li trattiamo bene, ci alleniamo bene, facciamo tutto bene e allora è giusto che pure un allenatore deve dare una scossa a un ambiente, no? Un ambiente dei giocatori perché sono troppo tante volte coccolati, troppo. Allora è bello, però questa è troppo brutta, era meglio perdere 2-0, cercare di giocare a calcio, ma l'emblema più grave che mi ha lasciato proprio un segno dentro è l'ultima palla, l'ultima azione che noi facciamo, una palletta da rugby da tirare sopra mentre prendiamo con contropiede. Non va bene, vuol dire che non ci stanno con la testa, vuol dire che non amano il lavoro che fanno, vuol dire che non rispettiamo e siccome io sono responsabile di questa squadra e siccome l'ho messa in campo io, me ne devo assumere responsabilità, come ho sempre fatto in tutte le cose che ho fatto dalla vita mia. Presidente, al termine della partita il Mister ha rimesso il mandato, insomma la società cosa intende fare? Beh, cosa intende fare la società lo vedremo in serata nella giornata di domani. Partita bruttissima, sicuramente un passo indietro, squadra riconoscibile, non ci sono parole per giudicare questa partita. Se la Nuorese oggi perdeva e il Muravera non rubava niente, si è vista la peggiore Nuorese dell'anno, poi non so cosa dire. Questa squadra si deve ricordare che sta giocando un campionato di Serie D e non si può giocare con questo piglio. La squadra non è piaciuta, non nel singolo ma proprio nel gruppo. La squadra in se stessa è mancata e i risultati alla fine sono questi.